Oggi verrà inaugurata presso la chiesa di Sant'Antonio Abate a Udine la mostra Patria del Friulis, Lis Lenghis de Patrie, le lingue della patria. Questa insieme alla mostra Patria del Friuli 1077-1797 e al libro che verrà presentato appunto insieme rappresentano una volontà chiara da parte di questa amministrazione di difendere la cultura friulana. Sì, di difendere la cultura friulana e di difendere l'espressione più forte della nostra cultura, che è la lingua, il friulano. Ecco perché questa mostra, che non parla solo del friulano, perché noi abbiamo più lingue in questo territorio, più importante il friulano, però c'è anche lo sloveno, ci sono i dialetti dello sloveno, c'è la lingua tedesca, poi c'è il veneto, c'è l'italiano, insomma queste sono le lingue che storicamente sono parlate su questi territori, in particolare della provincia di Udine. Certo. Senta, nonostante le complesse e movimentate vicende del Friuli, le vicende storiche intendo, distruzioni, dominazioni, invasioni, la lingua friulana ha continuato a resistere compatta, legata strettamente al cristianesimo e anche al mondo contadino ed è appunto resistita in tutte le sue varianti locali. Queste varianti mostrano però un substrato europeo, come evidente anche da una sezione, mi pare, della mostra che approfondisce questa caratteristica. Allora, la genesi della lingua friulana è una genesi chiaramente che parte dal latino, perché è una lingua neolatina, quindi la presenza romana in Aquileia e poi la diffusione in pratica dei coloni romani sul territorio friulano hanno fatto sì che da quella radice partisse in pratica questa lingua originale. Come è nata? Si pensa che sia nata verso l'anno 1000 d.C. con prestiti che arrivavano dalla lingua longobarda, dalla lingua tedesca, dalla lingua slava, e da questo miscuglio è nata questa lingua friulana, come è nato l'italiano. Tra l'altro l'italiano è nato proprio negli anni in cui qui in Friuli nasceva il friulano. Dante Alighieri, quando è venuto in Friuli, ha detto ma da quelle parti parlano una lingua molto brutta. Lui ha dato chiaramente una definizione negativa del friulano perché difendeva il toscano, che poi sarebbe diventata la lingua dello Stato italiano. E ha usato una frase che l'ha riportata sul De Vulgaris Eloquentia, c'è fasto, cioè ha detto da quelle parti usano questo c'è fasto, che vuol dire cosa fai, no? Nella nostra lingua friulana. Quindi già Dante Alighieri aveva colto questa particolarità da queste parti e lui definiva questo non friulano aquileiese, cioè la lingua della gente di Aquileia, perché Aquileia chiaramente era la città in quegli anni ancora più importante di questo territorio. E poi, come tutte le lingue, crescono, si atrofizzano un po', deperiscono, si ringiovaniscono, e quindi il friulano è una lingua viva come altre lingue che sta attraversando, insomma, momenti più o meno buoni. Senta, prima di voi la lingua friulana è stata celebrata e valorizzata da Pasolini, che l'ha definita una lingua per poeti e ha pubblicato anche un volume, Le poesie a Casarsa, dove il friulano esce per la prima volta dai focolari e dalla parlata quotidiana. Qual è però oggi l'impiego del friulano? Ma il friulano è una lingua poetica, d'accordo, ma è anche una lingua parlata, è sempre stata parlata dal popolo, una lingua popolare, una lingua con cui si esprimono sentimenti, si esprimono concetti, comunicazioni da parte del popolo friulano. È usata anche all'interno di qualche istituzione, anche qui in provincia di Udine sono già stati dei discorsi fatti in lingua friulana. È ancora una lingua molto usata negli rapporti cosiddetti informali, familiari, però penso che siano i rapporti tra l'altro più significativi della persona. Poi nell'ufficialità forse ancora ha molta strada da fare, però ripeto è una lingua viva perché trasmette sentimenti, legge il territorio, legge le espressioni culturali all'interno del popolo friulano.